E siamo in chiusura di trasmissione negli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, con Francesco Porcu. Partiamo dall'ultimo report che è dedicato interamente ai giovani, allo studio dei giovani, e lo vedremo punto per punto. Il primo, il 16,7% dei ragazzi che studiano all'università in Sardegna, residenti in Sardegna, circa 45.000, il 16,7% ha scelto di abbandonare l'isola. Sì, parliamo di oltre 7.000 universitari sardi che studiano in altre università italiane. E il dato ancora più preoccupante è che una parte significativa di questi non torna in Sardegna e quindi non trova locazione nel tessuto produttivo isolano. Il secondo dato è ancora più allarmante, perché voi avete analizzato il dato che riguarda il numero degli studenti che si sono persi negli atenei sardi negli ultimi 10 anni. Sì, c'è una contrazione significativa della popolazione universitaria, il dato è quello che ricordava lei, che va letto poi in parallelo al dato complessivo che riguarda, come dire, lo spopolamento e l'andamento anche degli indici demografici. Negli ultimi decenni la popolazione universitaria, quindi nella fascia 19-24 anni, si è ridotta di 22.000 unità. Quindi noi siamo di fronte a questo dato che da un punto di vista della prospettiva non può che preoccuparci, di una emigrazione molto forte della popolazione, diciamo, studentesca, e anche un assottigliarsi della platea dei potenziali soggetti universitari. Tutto questo considerato che abbiamo una prospettiva in cui l'economia è sempre più caratterizzata da questi processi di innovazione tecnologica molto spinti, quindi parliamo di rivoluzione digitale, transizione ecologica, e ovviamente il capitale umano farà la differenza. Questo per dire che questi fenomeni sono fenomeni che noi pensiamo siano sottovalutati dalla classe politica e non stiano nell'agenda della politica in cima invece alle priorità di cui bisognerebbe occuparsi, e questo significa che noi rischiamo, come dire, di condannare la società sarda e quindi il tessuto produttivo e l'economia della nostra regione a una condizione di declino se non siamo in grado, soprattutto nel prossimo decennio, di invertire questa tendenza. Allo stesso tempo i due atenei isolani sono poco attrattivi nei confronti dei ragazzi che potrebbero arrivare dalle altre regioni o dall'estero. Voi avete calcolato che 10 anni fa erano 250, nell'ultimo anno 731. Sì, sono questi dati, che significa che meno del 2% della popolazione universitaria sarda è formata da studenti che arrivano da fuori, che significa una scarsa attrattività del nostro sistema universitario, e quindi tutto questo concorre a creare quelle condizioni di debolezza di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il dato più allarmante comunque riguarda i NEET, ossia i giovani in un'età compresa tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano e rappresentano un quarto della popolazione giovanile. Assolutamente sì, ed è l'altro aspetto tragico e drammatico da un punto di vista della prospettiva. Quindi abbiamo di fronte una condizione in cui una gran parte, diciamo, della popolazione giovanile è sfiduciata e di fatto non concorre e non aspira neppure a trovare un lavoro. In altri report precedenti a questi abbiamo segnalato come circa 270.000 sardi, e quindi sono attivi, potrebbero di fatto preoccuparsi di cercare un lavoro, sono del tutto disinteressati, e quindi noi abbiamo una percentuale davvero significativa della popolazione che ha perso ogni speranza di potersi inserire nel circuito, diciamo, produttivo del lavoro e nel pensare di poter di offrire un proprio
proprio contributo a un processo, diciamo, di modernizzazione e di sviluppo della nostra isola. Ultima riflessione sul report che riguarda lo studio e i giovani, prima di passare a un altro argomento, e riguarda il fatto che appena il 22,1% degli occupati in Sardegna ha un titolo accademico. Sì, questa assolutamente sì. Il dato va letto, se lo leggiamo in comparazione con quanto avviene per esempio negli altri paesi europei. Noi abbiamo la metà, diciamo, dei laureati in età lavorativa rispetto alla Francia e alla Spagna, e questo ovviamente ci dice di quali sono gli elementi di preoccupazione se guardiamo appunto alla prospettiva, perché stiamo davvero rischiando di non agganciare poi il treno dello sviluppo. Voltiamo pagina, parliamo di super bonus con l'approvazione della legge di bilancio di ieri. Il super bonus viene archiviato. Viene archiviata la possibilità che noi abbiamo sostenuto fino a queste ultime ore di inserire, questa era la nostra richiesta insieme alle altre grandi confederazioni, di poter inserire una proroga e considerare ovviamente con un livello di intensità di aiuto pari a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, tutti i lavori che venivano portati a uno stato di avanzamento pari al 60%. Questa richiesta non è stata accolta, e questo significa che comunque ci saranno decine di migliaia di cittadini e anche decine di migliaia di imprese che rimarranno in mezzo al guado, e si tratta comunque di un fatto e di un fenomeno che dovrà essere in qualche modo recuperato, perché qui si rischia grosso. Dall'altro capiamo comprensibilmente la difficoltà e quindi la necessità anche per il governo di trovare delle soluzioni, perché il super bonus da un punto di vista dei crediti e in termini di indebitamento si è dimostrata una zavorra davvero molto pesante per il bilancio dello Stato. E siamo al bilancio di questo 2023, com'è stato? Ma è stato un anno caratterizzato da luci e ombre, ovviamente in parte era attesa una contrazione dell'economia, abbiamo avuto un ultimo biennio, il 21 e il 2022, giocato un po' sugli scudi, la chiusura della fase pandemica, una ripresa davvero molto forte dell'economia, il gioco che sono stati in grado da un punto di vista dei contributi di fornire tutto il sistema degli incentivi, per esempio il super bonus, e quindi era preventivabile una condizione, come dire, di assestamento, e quindi il 2023 si chiude tutto sommato con una crescita che non è quella sperata. I problemi li abbiamo da un punto di vista della prospettiva sul 2024, perché i dati che ci parlano di un'economia che tende alla stagnazione, una crescita davvero molto bassa. Il 2024 inizierà con una nuova politica regionale, si riparte per i prossimi 5 anni. Che cosa vi aspettate? Ma intanto ci aspettiamo che la politica trovi un assetto, come dire, più avanzato, che acquisisca la consapevolezza sulla necessità di riordinare un po' la filiera amministrativa della regione. È necessario dare una mano e un supporto significativo al sistema delle autonomie locali. Se vogliamo poi far propri gli slogan di cui tutti ci riempiamo la bocca da un punto di vista della semplificazione, del riordino quindi della filiera amministrativa, che sono condizioni necessarie e irrinunciabili per poter scaricare a terra e spendere bene le risorse che comunque sono ingenti del PNRR e dei fondi europei. E quindi ci attendiamo che la politica riesca in questa azione, perché per i prossimi 5 anni per la Sardegna, nei grandi problemi e sulle riforme, noi giocheremo una parte che diventerà davvero decisiva se non vogliamo perdere definitivamente il treno dello sviluppo.
Molto bene, grazie davvero Francesco Porcu. Siamo in chiusura anche di questa puntata che ci accompagna verso le festività di fine anno. Auguri e Grazie, buon lavoro buon 2024. e auguri anche a voi, grazie. Alla prossima settimana.